scade lassù. Eccoci rientrati in studio, mettiamo da parte il campionato interregionale e subito parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo immediatamente con i risultati, la classifica, il commento tecnico di Carmelo Puglisi e poi parleremo anche e soprattutto con un direttore sportivo che insomma è in prima persona colpito dai risultati anche del girone di cui fa parte, no? Questo girone B che è un girone assolutamente ingarbugliato. Diamo subito però prima spazio al girone A con i risultati e poi vediamo anche la classifica. Folgore Selinunte, Alcamo 1-2. San Giovanni Gemini, Atletico Campofranco 2-0. Sport Club Marsala, Camarat 3-1. Serra di Falco, Leonfortese 1-0. Raffadali, Mazzara 0-0. Rocca di Caprileone, Parmonval 2-1. Riviera Marmi, Profavara 1-0. San Sebastiano, San Cataldese 2-4. Succede un po' di tutto in questo girone A del campionato di eccellenza, l'unica a vincere è l'Alcamo che a questo punto ritorna in vetta, però insieme al Camarat, a seguire Leonfortese, il Riviera Marmi e soprattutto la Parmonval. Guardiamo la classifica al completo. Camarat e Alcamo 45 punti. Leonfortese 44, Riviera Marmi 42, Parmonval e Serra di Falco 41 punti, Marsala 40, Atletico Campofranco 36, San Giovanni Gemini e Rocca di Caprileone 32 punti, San Cataldese 30, Profavara 27, Mazzara 26 punti, Raffadali 24, Folgore Selinunte 14 e chiude la classifica San Sebastiano a 9 punti. Si giocherà domenica prossima il turno numero 10, parliamo del girone di ritorno, domenica prossima 2 marzo 2014, questo è il tabellino degli incontri: Atletico Campofranco Folgore Selinunte, Profavara Raffadali, Parmonval Riviera Marmi, Alcamo Rocca di Caprileone, Leonfortese San Sebastiano, San Cataldese San Giovanni Gemini, Camarat Serra di Falco ed infine Mazzara contro Sport Club Marsala. Carmelo, guardando di nuovo la classifica, devo dire che c'è una gran bagarre nella zona alta appunto di questo girone A del campionato di eccellenza. Diciamo che è un campionato stupendo, quando in 5 punti ci sono le prime 7 squadre, c'è veramente bagarre e sarà un campionato avvincente fino all'ultimo. L'Alcamo oggi, come hai detto prima tu, si riprende la vetta vincendo senza troppi patemi sul campo della Folgore a Selinunte, perdono Camarat e Leonfortese, perde anche il Parmonval sul campo di un Rocca Caprileone in ripresa, mentre un bel balzo lo fa anche il Riviera Marmi Custonaci che torna al quarto posto battendo la Profavara, e un successo importante anche quello del Serra di Falco contro la Leonfortese grazie a un gol del solito Venniro. È da sottolineare che la prossima settimana c'è questo scontro anche al vertice importante tra Camarat e Serra di Falco. Tu come vedi questo incontro? Serra di Falco indubbiamente in questo momento è una squadra in crescita. Sicuramente il Camarat complessivamente ha qualcosina in più, ma il Serra di Falco è una matricola estremamente attrezzata che sta dimostrando di avere numeri. Sarà senza dubbio un match equilibrato. Benissimo, sentiamo anche il parere dei nostri ospiti. Salvo, è veramente un girone molto intenso? È un girone perché ci sono due tronconi, mi sembra, se guardiamo la classifica, sì, possiamo farla rivedere nel frattempo. Dal quartultimo posto a San Gemini ci sono 6 punti. Come dice, metto anche il Marsala in questo momento. Anche io credo che il Marsala sia sempre continuamente in ascesa. Sì, sì. Poi non so, il Camarat fuori dentro casa ha perso, forse non ha perso. Il Marsala secondo me lo dobbiamo rimettere dentro, perché vincendo oggi con il Camarat, oggi sicuramente ci sarà un'iniezione di fiducia importante per un ambiente che aspetta questo tipo di risultati. È vero, è vero. Però io credo che anche la Leonfortese... La Leonfortese domenica sarà sicuramente... una passeggiata per lei, purtroppo guardando con chi gioca, che l'anno scorso con San Sebastiano, in classifica, l'anno scorso ha fatto un campionatone in promozione, quest'anno non riesco a capire con quella squadra può succedere. Ha avuto questo
Invece D'Antone, che mi dici sulla Riviera Marmi? Che lì comunque, Guarda, 42 punti, se la gioca anche lei. sì, onestamente non sono seguito con molta attenzione il girone dell'eccellenza. Vedendo questa classifica sarà incerto fino alla fine, perché praticamente sono tutti lì. Però quando è così è bella questa No, cosa, è bello, come diceva intenso. Puglisi, è una bella lotta. Lì Riviera Marmi 42 punti, Sì, e cavolo se se la sì, gioca. Vabbè, è normale, perciò fino dal Marsala fino al Camerata se la giocano tutti. E ci fa piacere L'unica cosa che questa posso cosa. fare è di augurare alla San Cataldese, che è una mia ex squadra, di non fare play-out come l'anno scorso, dove magari ho seguito un po' le vicissitudini, e salvarsi anticipatamente. San Cataldo merita insomma Cataldo squadre importanti, perché è una insomma bella ha una piazza. vecchia tradizione anche nel campionato interregionale, vederla qui in eccellenza un po' arenata dispiace. Purtroppo le risorse economiche, come in tutti, diciamo, in questo momento storico che stiamo vivendo, hanno colpito pure la provincia nissena. È vero. San Cataldo ha queste difficoltà, però nonostante questo ogni anno riesce comunque a completare i campionati e a salvarsi. E questo è un plauso Questo ha indubbiamente. preso allo uovo. Quindi Poi voglio è dire, grossa, Di tutto grande. rispetto. i gol li ha sempre fatti in eccellenza, infatti. E parliamo adesso del campionato sempre di eccellenza, però del girone B, così insieme ai nostri ospiti possiamo fare un quadro ancora più dettagliato. Anche per loro, nona giornata di ritorno, questi risultati. Città di Vittoria, Acireale 1946, 3-0. Mister Bianco, Catania San Pio X, 0-0. Mazzarrà, Città di Rosolini, 0-1. Taormina, Igea Virtus, 1-1. Rometta, Modica, 0-2. Sport Club Siracusa, San Gregorio, 3-0. Sporting Viagrande, Tiger, 0-0. Football Club Acireale, Gimnica Scordia, 1-2. Ecco, sottolineiamo che nel tabellino abbiamo insomma, detto che il Città di Vittoria ha vinto 3-0 con la Ciriale 1946, ma in questo caso è stato un 3-0 a tavolino, perché come tutti ben sanno la Ciriale 1946 si è ritirato dal campionato e quindi automaticamente le squadre hanno partita vinta per 3-0. Lettura della classifica adesso, in testa abbiamo sempre la Tiger, ma dietro le altre squadre spingono. Guardiamole insieme. Tiger, 53 punti. Sport Club Siracusa e Modica, 45. San Pio X e Taormina, 41 punti. Igea Virtus, 39. Mister Bianco, 38. Football Club Acireale, 37 punti. Gimnica Scordia e Città di Vittoria, 34. Via Grande, 28 punti. Città di Rosolini, 25. San Gregorio, 21. Rometta 19 punti, Mazzarrà chiude la classifica a 10 punti. Ecco, è già scritto anche nella schermata, il Modica e il Vittoria un punto di penalizzazione e come vi ho anticipato la Ciriale 1946 si è appena ritirato da questo campionato di eccellenza. Lettura anche in questa occasione del tabellino dei prossimi incontri. Domenica 10ª giornata di ritorno, 2 marzo 2014, le partite saranno Catania San Pio X Città di Vittoria, Tiger FC Acireale, Gimnica Scordia Mazzarrà, San Gregorio Mister Bianco, Città di Rosolini Rometta, Modica Sport Club Siracusa, Igea Virtus Sporting Viagrande, riposa il Taormina, appunto perché la Ciriale 1946 si è ritirato. Allora io credo che la prossima settimana sarà una giornata decisiva, perché ci sono molti scontri al vertice e probabilmente, non dico sulla testa, ma nella zona successivamente al primo posto possono succedere notevoli cambiamenti. Carmelo. Io volevo subito coinvolgere, adesso il direttore vada là. E anche quest'oggi la Tiger ha perso altri 2 punti, la settimana scorsa aveva pareggiato a Vittoria, oggi pareggia proprio in casa del Viagrande, ne approfittano sia il Siracusa che supera senza problemi al De Simone il San Gregorio per 3-0 e ne approfitta anche il Modica che ha gioco facile sul campo di Rometta Marea. Direttore, lanciamo subito questa questione, questo problema. La Tiger, dopo che è avvenuto il caso tesseramenti, abbiamo l'impressione che si sia un po' rilassata. Ha perso 4 punti in due partite. Giusto, bravo Carmelo, si è un po' Ti dico rilassata. una cosa. In base a quello che avete visto oggi. Noi abbiamo incontrato, mi sembra 2 settimane fa, o 3 settimane fa abbiamo incontrato il Vittoria. È una squadra che è abbastanza di categoria, con l'arrivo di Campanella e il suo gruppo. Ha dato un bel quadro alla Ha dato squadra. un bel quadro e non è facile andare a Vittoria
e infliggere la vittoria là. Certo. Oggi avevamo noi due, sia Silvia Grande che la Tiger, avevamo un obiettivo ciascuno. Noi perché dobbiamo salvarci, loro perché devono vincere questo campionato. C'è stata una bella partita, combattuto fino al 97. Cioè lei non ha visto una squadra rilassata? Completamente. Sono convinto che poi gli scontri diretti ce l'ha tutti a Brolo. Beh, e anche punti di distacco rispetto Punti di distacco, non penso Siracusa, proprio, anche se sono loro ancora non considerevoli. sono tranquilli, ma sono convinto che Santino Bellinvia vince questo campionato. Tra l'altro poi questo è stato anche un turno sfavorevole a voi perché nonostante quello che è successo nessuno si aspettava la sconfitta dello Scordia, la vittoria scusate dello Scordia da Cireo. Questa è la sorpresa del girone B. Purtroppo il discorso delle cereali ha influito tanto anche nella mentalità dei giocatori e non è facile di chi ti trovi a 4 punti dal primo Tiger, posto, che speri di poter agganciare, ora ti trovi quarto o quinta mi sembra. Sì. Non è facile ripartire con una mentalità forte. Io credo che comunque non è detto l'ultima parola, perché ancora non c'è stata la parola fine a tutto questo, quindi credo che la Ciriale dovrebbe ancora continuare a essere intensa nella sua stagione. Non scordiamoci che Scordia tutto sommato è una squadra da prendere facilmente sotto gamba, va. Scordia che tra l'altro mantiene questo trend, credo siano alla quarta o alla quinta vittoria esterna. È una squadra che gioca con molta più facilità lontano dalle mura amiche. Sì, sì. Anche Serafino ha allestito una bella squadretta. Sono le squadre classiche del campionato di eccellenza, dure a morire, difficile far gol, dove Infatti. su ogni palla c'è quell'intensità giusta agonistica. Infatti, poi sono molto positivi in avanti, dietro giocano alla vecchia maniera, aggressivi. In maniera classica. Giuseppe D'Antoni, invece tu cosa ne pensi di questo girone? La Tiger indubbiamente ormai insomma, sembra un po' distaccata notevolmente dal Siracusa, dalla stessa Modica, però bisogna stare sempre sul chi va là, no? Sì, diciamo che ho chiesto poc'anzi, mancano 6 partite alla fine del campionato, non so, correggetemi se sbaglio. 8 punti in 6 partite è un buon vantaggio. È un buon vantaggio. Però fin quando la matematica non condanna le inseguitrici c'è speranza. Diciamo. Io volevo far rivedere cortesemente dalla regia di nuovo la classifica perché volevo fare anche un po' il punto sulla zona retrocessione. Allora, tenendo presente appunto che la Ciriale già è stato diciamo, escluso, quindi in automatico rimane un posto solo per la retrocessione diretta. Il Mazzarà è molto attardato a 9 punti. Anche se ti posso dire che è una squadra giovane, combattiva, poi come neopromossa, no, l'anno scorso è in eccellenza. No, dico neopromossa da poco comunque, nel senso che non ha una tradizione però per l'eccellenza. Poi come tutte le squadre giovani peccano in qualche ingenuità. È vero. E poi dopo che cosa facciamo? Rometta, San Gregorio, Rosolini, Via Grande, facciamo un lì secondo me Ettore la possibilità concreta che ha il Via Grande di evitare i play-out e avere un vantaggio superiore. Se possiamo rivedere la classifica, chiedo dalla regia se possiamo rivedere la classifica, avere 10 punti di differenza rispetto a Rometta, perché io credo che la coppia Scordia-Vittoria, in base anche a quello che abbiamo detto, sarà difficile da raggiungere. Però con la regola dei 10 punti il Via Grande... Lo Scordia incontrerà già domenica il Mazzarà. Se la squadra di Mister Serafino penso che dentro casa dovrebbe insomma, avere vita facile. Mettiamo l'80% dovrebbe farcela, perché ormai i ragazzi il Mazzarà non so che forza potrebbe avere e che speranza. È vero. Chiudendo questo girone, volevo parlare con D'Antoni, invece per la zona alta, zona playoff fino a Mister Bianco e anche ai Cireale. Non sappiamo la Cireale con questo fatto dei punti, ma a parte i punti voglio dire è una squadra sempre ben messa in campo, da Mister Ricca, e poi ci sono giocatori di valore come Cordova, come suo fratello Ricca, voglio dire sono gente che la categoria l'ha fatta da un bel po'. Ho capito. Sentiamo il parere anche di D'Antoni. Sì, concordo col direttore Vadalà, dico fino alla Cireale guardando la classifica, poi si possono inserire, ho visto anche le squadre a 34 punti, il Vittoria, prima si parlava di Vittoria,
la stessa cosa che dicevo. Non è avvincente comunque come il girone A, credo. La no, quello è molto... Ma più che non è avvincente, Ettore, il campionato di per sé è anche gradevole, domenica dopo domenica. Il problema è che ormai con questi ricorsi, punti, squadre che non si sono presentate, ormai insomma il campionato ha perso un po' di appeal. appeal. La classifica hanno preso tutti i 3 punti, sì. Sia il Taormina, sia il Modica, poi chi c'era? Erano 4 le squadre. Lasciando perdere che l'ha presi anche il San Gregorio, questi 3 punti, sono 4 le squadre che hanno San Gregorio che insomma ha pareggiato con una squadra importante, la San Pio, no? Mi pare che ha giocato con la San Pio. No, ha perso a Siracusa. Ha perso a Siracusa. 3-0 a Siracusa. Sì, vero. Ieri ha giocato la San Pio a Mister Bianco. A Mister Bianco, ho sbagliato. Bene, allora a questo punto che dire? Ci possiamo fermare? Abbiamo un'idea ben chiara su questo girone? No, perché adesso dobbiamo insomma sdrammatizzare tutto quello che è successo in questo girone B del campionato di eccellenza, perché anche noi abbiamo le nostre iene, sono gli spilli di penalty che ritornano di nuovo in campo e insomma ci hanno fatto un po' sorridere, perché anche loro hanno cercato di fare in modo che la Ciriale potesse riavere qualche punto perso attraverso appunto le decisioni della federazione. Guardiamoli insieme gli spilli di penalty nella puntata oggi della nostra trasmissione. Ciao Ettore, ci troviamo nella partita Catania 10° San Pio contro il Siracusa. Punti sì o punti no? Vediamo se possiamo riavere indietro qualche punto, lo ridaremo alla Cireale. Vediamo un po'. Voilà! Vediamo un po' chi c'è accanto a noi. Saro Foti, direttore tecnico della San Pio. Giancarlo Coco, direttore generale. Allora, cosa ne pensate di questi punti di penalizzazione nei confronti della Cireale? Visto che Siracusa, secondo adesso si trova, cosa ne pensate? Possiamo riavere indietro, secondo voi, da Siracusa qualche punticino per quei poverelli della Cireale? Non è un argomento che ci interessa, pensiamo alla partita di oggi, queste sono situazioni valutate che si valuteranno. Quindi non possiamo avere questo punto indietro, secondo lei? Ma noi siamo le terze parti, e quindi la parte che più di tutte è stata toccata in maniera decisa è la Cireale. C'è un regolamento, ci sono organi preposti affinché la giustizia sportiva faccia il loro corso, quindi come ha detto il direttore generale, noi è giusto che ci facciamo da parte. Punti sì o punti no? Lo possiamo riavere, secondo lei, da parte del Siracusa? Perché tra poco andiamo a beccare qualcuno del Siracusa, eh? I punti li vogliamo ridare alla Cireale! Li vogliamo ridare alla Cireale! Li vogliamo ridare alla Cireale! Li merita, la Cireale li merita, e io sono di quelli che mi piace il risultato del campo, quindi va bene i punti alla Cireale per me. Ritorniamo questi punti alla Cireale. Ma dove sono i giocatori del Siracusa? Nessuno vuole dichiarare qualcosa, Ettore! L'uomo più alto! Come si chiama l'uomo più alto? Io, Natale. Natale! È Natale, qui accanto a noi è Natale. Natale, cosa ne pensi? Il Siracusa, nessuno del Siracusa vuole lasciare una dichiarazione? Noi vogliamo riavere indietro qualche punto per la Cireale. Io sono stato l'anno scorso, sono stato con la Città Sant'Antonio, perciò credo che il Siracusa non era, come si dice, non sto vedendo la parola. Non sto vedendo la parola. Non era, come si dice, la parola. L'altezza. Quindi secondo lei se li merita questi punti
No. Non se li merita. Quindi possiamo riavere qualche punto indietro per la Cireale? No, in più. In più, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato un giocatore del Siracusa, Ettore. Cosa ne pensi? Possiamo riavere indietro qualche punto per la Cireale? Catania San Pio. Tutti scappano, tutti i giocatori del Siracusa, dirigenti scappano, nessuno vuole lasciare una dichiarazione. Noi vogliamo riavere indietro un punto, lo vogliamo ridare alla Cireale. Cosa ne pensa lei? Io da parte mia penserei che toglierei i punti che hanno dato alle società e farei una penalizzazione solo alla Cireale. Ettore, punti sì, punti no. Ma nessuno da parte del Siracusa ha dichiarato sì o no. Beh, ci vogliamo un po' prendere anche in giro noi stessi di penalty e vogliamo anche un po' sdrammatizzare tutto quello che è successo per quanto riguarda i tesseramenti più o meno annullati, più o meno validi nel girone B del campionato di eccellenza. Abbiamo esagerato, Carmelo? No? Ci sta. Ci sta, ci sta. Bene, salutiamo Carmelo perché a questo punto si congeda invece da noi, lo rivedremo la prossima settimana. Buona settimana a te, Ettore, e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. I nostri ospiti rimangono, con loro parleremo anche del campionato di promozione. Dobbiamo a questo punto lanciare di nuovo la pubblicità e nel frattempo salutare la nostra bella Federica. Sì, Ettore, io auguro un buon proseguimento di serata e adesso vi lascio con la pubblicità.